Giovannina, siamo a Romanzesu e questa è una delle strutture. Qua abbiamo davanti a noi c'è il tempio che vi faccio vedere e di fronte al tempio questa struttura dove probabilmente venivano raccolti gli oggetti votivi e venivano depositati nel tempio. Di fronte a noi c'è un tempio a Megaron che però è stato successivamente riadattato. Questa parte circolare, diciamo semicircolare, è stata costruita successivamente. Qua vedete queste due strutture simmetriche che probabilmente contenevano dei bacilli dove c'era l'acqua che serviva per la purificazione. Qua entriamo all'interno del tempio dove ci sono le sedute per i riti che venivano svolti qua all'interno del tempio. Meraviglioso, inutile dirlo, ma veramente da brivido.